Una lettera all'Authority in attesa del nuovo governo è stata spedita da Confservizi del Veneto, direzione ARERA, l'Authority per l'energia, le reti e l'ambiente. Serve in tempi brevi un chiarimento definitivo, una norma che renda omogeneo il settore e definisca al più presto anche la raccolta dei rifiuti, un servizio per cui i cittadini corrispondono una tariffa, pagando quindi regolarmente l'IVA, non una tassa che di fatto raddoppierebbe. Noi riteniamo che il cittadino non debba pagare una doppia tassazione, ma semplicemente il servizio che riceve. Il servizio che riceve deve essere adeguato a quello che realmente ottiene dall'azienda che opera sul proprio territorio, per il reale peso di rifiuti che quel nucleo familiare produce. Con questa lettera che abbiamo mandato all'Authority abbiamo detto si può fare perché il Veneto lo sta rappresentando con i fatti, non è una questione di carattere oggettivo, soggettivo, sono i fatti, sono i numeri. Virtuose le regioni del nord, virtuoso il Veneto che con una media del 67% di raccolta differenziata e punte dell'80% offre un servizio e risparmi alle famiglie grazie ad un adeguamento tecnologico di eccellenza a partire dai termovalorizzatori come quello di Padova. Al più presto sarà presentata anche una proposta di legge. Auspichiamo che il governo venga formato al più presto possibile perché abbiamo pronta una proposta di legge proprio per regolamentare il servizio dei rifiuti. È rimasto fuori soltanto i rifiuti perché per quanto riguarda l'acqua, il gas e l'energia questo problema non esiste.